Siamo su Radio Aleph Rock 131 e stiamo trasmettendo arte e letteratura nell'isola di Sardegna, tra i rovi e i sassi, leggendo tra le pietre e il mistero. Goronne. Il cartello indicante Goronna emergeva tra i campi dorati di fiorellini gialli ed erba appena nata. A qualche passo, lungo la cunetta, profumate piantine di indivia e di ferula segnavano che l'inverno era alle porte. Tutto era ricamato dai cardi mariani ed intorno il prugnolo e la pera selvatica davano un senso di sardità al bosco che emergeva dal nulla, arcano e misterioso. I grafemi del mitico sito archeologico contrastavano con un cielo intenso e a sprazzi nuvoloso. Era chiaro che il fatto era dalla loro parte. Salvavivo temeva la pioggia che avrebbe sfocato le sue testimonianze sulle letture delle pietre di Goronna, l'obiettivo della giornata, ovvero sia una visita alla tomba del gigante megalitico monolite che emergeva in un pianoro completamente impenetrabile ed accessibile solo grazie alle rovine di un nuraghe crollato. La struttura che volevano visitare era imponente, lunga più di 25 passi, con un'esedra che circondava il monumento funebre. Era stata già citata nel passato dalla Marmora, da Duncan Mackenzie all'inizio dello scorso secolo e quest'ultimo decennio dallo stesso Cope, artista del rock. La struttura che volevano visitare era veramente gigantesca. Dicevo che era lunga più di 25 passi ed era circondata da un'esedra. Quando improvvisamente cammina, non udirono una voce cavernosa. «E cosa ci fate qui?» disse il vecchio pastore. «Siete per caso quelli che danzano in mezzo alle pietre? Guardate che Goronna è lontana da qui». Il pastore sorrideva beffardo, alternando un italiano stentato ad un uso del sardo arcaico e incomprensibile. Il vecchio furbacchione portava un bastone di legno con fermezza e guardava soddisfatto i suoi terreni ricolmi di erba e di bacche profumate. Era tranquillo perché il lavoro sporco di gestire quell'immenso bestiame lo facevano 3 gagliardi pastori fonnesi che si spostavano a folate, dando ordine e direzioni al pascolo. D'intorno era un tripudio di campanelle e di suoni arcaici che davano al pianoro di Goronna un tono magico e fiabesco. Il vecchio vestiva alla moda con un cappello di camoscio, camicia bianca e pantaloni di fustagno. Darzillo pastore si assentò il cappello e sentenziò: «State attenti, quel posto è pericoloso. Ogni tanto il bosco se ne porta via qualcuno». Secondo il Mackenzie, Goronna era
una collina boscosa e pianeggiante, sita a mezz'ora di distanza ad ovest di Paulilattino. Descrive l'altura come quanto basta. L'intricato altopiano di macchia e prati fittamente coperta di boschi, di olivastri e querce selvatiche, e da un denso sottobosco di lentisco ed altri arbusti. Questa è la testimonianza del mitico Mackenzie, che molto probabilmente fu uno a descrivere per la prima volta il gigante di Goronna. Le descrizioni del Mackenzie riguardanti la campagna di Goronna sono addirittura letterarie, non archeologiche, quasi fiabesche. C'è una sorta di primavera locale in autunno che aleggia sul posto e le radure silvane, nuovamente verdi, si rallegrano di ranuncoli d'oro, di slanciate margherite sarde e di altri germogli che amano gli angoli appartati. La fitta ombra del bosco, la densa macchia che impedisce la vista, il tocco della primavera locale, tutto contribuisce a dare al luogo un'aria tutta particolare di incantesimo isolamento. In questo luogo appartato, così splendida e tuttavia così solitario nel suo isolamento, si trovano fianco a fianco le due tombe dei giganti Goronna. In tutto l'ampio intricco di piatta campagna boscosa non c'è alcun luogo simile a questa, nessuna tomba come queste. Quindi la descrizione che ci dà Duncan Mackenzie è impareggiabile, senza eguali, e io concordo con le analisi che il Mackenzie, in un testo del lontano secolo scorso, The Dolmen Tombs of the Giants e Nuraghi of Sardinia, cioè i dolmen, le tombe dei giganti e i nuraghi della Sardegna, è un libro che vi consiglio di leggere perché è interessante e dà un taglio diverso all'archeologia. E vi ricordo anche di visitare il sito di Goronna, sito a qualche chilometro da Paulilatino. Vi ricordo, questa è Radio Giostra, Radio Aleph Rock 181, pillole archeologiche. Ci sentiamo alla prossima puntata.